Parlo di comitato etico e ovviamente devo parlare di definire cosa sia un comitato etico. Si tratta di un organismo indipendente, anche se molto spesso è localizzato in strutture pubbliche o private, ospedaliere, piuttosto che l'Istituto Superiore di Sanità. È composto da professionisti e rappresentanti, in una misura di 10-15, e devono essere necessariamente esperti sui temi che si trattano in un comitato etico, che non è etico, è etico-scientifico. Pertanto ci saranno medici, farmacisti, ma anche bioeticisti, ma anche metodologi, ma anche rappresentanti dei pazienti, ma anche rappresentanti della cittadinanza. E questo è assolutamente fondamentale, la competenza e la qualifica. La valutazione, il compito di un comitato etico è una valutazione attenta, competente degli aspetti etici e scientifici, degli studi che vengono fatti. Sono studi prospettici, sono studi retrospettivi, oppure un uso cosiddetto compassionevole. Se qualcuno è interessato vi spiegherò. Farmaci non ancora disponibili sul mercato, ma già oggetto di ricerca e con delle risultati positivi. Garanzia, la finalità è la garanzia di essere tutela di diritti, sicurezza e benessere delle persone. Il procuratore ha detto molto, noi come comitato etico abbiamo questo tipo di responsabilità che dobbiamo avere, tutelare il paziente, siamo la difesa del paziente rispetto allo studio che viene proposto, rispetto al farmaco che viene somministrato. Cosa ha fatto la pandemia? La pandemia, per la sua gravità, ha portato a un'esplosione, oppure flooded, a una ondata di numero di studi che vengono sottoposti a riviste, ma che prima devono avere, riviste o piuttosto che attività scientifica, che devono però avere una tutela, una valutazione che preceda la loro pubblicazione. Questo è uno studio che io spero vediate, ma non lo vedrete sicuramente, appena uscito su un giornale che si chiama Journal of Medical Ethics, in cui si dice che da febbraio a maggio sono usciti 1221 studi di vario tipo e che purtroppo, proprio perché sono tanti, troppi e sottoposti a una pressione gigantesca medico, della comunità, hanno avuto delle criticità. Quali sono le criticità? Qualità inferiore degli studi, perché lo sperimentatore è più affannato, può essere meno critico e possono essere ipotesi cosiddette meno robuste, oppure si possono osservare degli errori di metodo, errori che questa rivista definisce in buona coscienza, ma alcuni che hanno tentato delle scorciatoie, ne parlava il professor Trabucchi. E qual è il problema, come dire, del comitato etico? La difficoltà di revisione. La difficoltà di revisione, non c'è più la possibilità di fare una ragionata analisi di questi studi, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista etico, sono troppi. E qual è il risultato? Un numero incredibile di cosiddette retrazioni, cioè la rivista o chiede che venga ritirato l'articolo, piuttosto che l'autore a cui viene chiesto mi fai vedere questa casistica che non mi convince, non la propone. Quindi questo è un dato estremamente importante, è una grossa sconfitta per la comunità scientifica, per l'autore e anche per il giornale. Giornali molto grossi hanno dovuto ritirare studi che ovviamente erano andati un po' troppo avanti. Un nome per tutti, l'idrossiclorochina, a cui io peraltro credevo. Ma quali sono le frontiere nuove? Il problema del consenso, molto ben illustrato dal procuratore Ippolito, è un tema enorme e se noi abbiamo una, perdonatemi la parola, certa facilità ad arrivare a un consenso con una persona, si parla, si dedica del tempo, non si usano parole scientifiche, si usano parole semplici, facili. Il problema grosso è per me che sono intensivista e quindi purtroppo devo lavorare con pazienti non coscienti, non per questo che non devono essere oggetto di studi. Abbiamo la problematica enorme e purtroppo non ancora perfettamente
delineata dello studio su paziente non cosciente. Vi dico solo questo, come ha già detto bene il procuratore, dobbiamo avere il consenso per fare qualsiasi atto medico, ma nel momento nel quale siamo in emergenza e il paziente non è cosciente, la questione del familiare o del tutore legale diventa estremamente difficile. È un argomento che va assolutamente studiato e su cui io, come dire, insisto veramente tanto, dal Comitato Nazionale di Bioetica ai comitati regionali, al nostro comitato. Ma anche lo studio retrospettivo, vado a vedere cosa ho fatto prima, vado a vedere cosa abbiamo raccolto da questi studi o dati o studio che abbiamo fatto. C'è un grosso problema che è la tutela della privacy e la tutela dei dati sensibili. Lì abbiamo un cosiddetto DPO, Data Protection Officer, chi tutelerebbe da un punto di vista della privacy il paziente. E l'ultima frontiera, e non entro in merito ma è veramente grandissima, sono gli studi genetici e quindi sono la necessità di biobanche. Vuol dire raccogliere del materiale biologico, sangue, tessuti, quello che volete, e poi averlo a disposizione per studiare oggi, domani o dopo. Questo è un argomento delicatissimo, un materiale biologico, definizione di biobanca dell'Istituto Superiore di Sanità, è anche RNA, DNA, frazioni molecolari. Apro come dire, un campo veramente grosso da un punto di vista della speculazione. Cosa fa il Comitato Etico di Milano? Ve lo voglio far vedere, se lo vedete fa niente. Abbiamo fatto un confronto 2018, 2019 e 2020. Allora, nel 2018 e nel 2019 una seduta al mese garantiva circa durante l'anno un numero attorno ai 700-800 studi. Abbiamo raccolto da gennaio a luglio per poter confrontare diciamo gennaio-luglio 2020 e siamo arrivati a circa 500 studi. Il problema grossissimo è stato quello di quest'anno 2020, dove a una sistematica presenza di sedute di una al mese siamo passati da 1 a 2 a 3 fino a 5 sedute al mese e in 7 mesi circa abbiamo analizzato 800 studi e 100 emendamenti. Quanti erano Covid? Un 10-15%. Allora questo diventa assolutamente importante rilevare, poiché questo peso sui comitati etici è quello che ha determinato necessità di progressione tecnologica, facciamo la piattaforma, necessità di aumento del numero di studi eseguiti in questo periodo, pareri dati anche in 24 ore perché non neanche urgenti, emergenti, e un'ulteriore problematica è stata: cerchiamo di aiutare gli sperimentatori per una sottomissione corretta. Allora, per concludere, cosa fanno gli sperimentatori? Sono sottoposti o sottopongono loro stessi a una fortissima pressione per osservare, studiare e pubblicare. La qualità degli studi non è ormai evidente, ha qualche carattere di inferiorità. A questo punto, per le ipotesi meno robuste, per gli errori in buona fede, per quello che abbiamo visto. Il comitato etico cosa ha fatto? Risponde con un aumento delle sedute, con una disponibilità tecnica, una disponibilità valutativa, ma ovviamente il grosso carico di lavoro espone a una valutazione che era stata definita meno robusta dall'autrice dell'articolo che avevo citato all'inizio. E come dire, si potrebbe dare un filtro ridotto. I comitati, poiché ho dato come definizione, dobbiamo tutelare il paziente, sia dal punto di vista etico che scientifico, questa caratteristica però l'hanno sempre davanti, cercano di averla sempre presente. I punti importanti sono ancora quelli di chiarezza sui consensi che andranno fatti. Ma allora quale potrebbe essere una via di soluzione? Non accettare né un atteggiamento cosiddetto nichilistico, non facciamo niente di nuovo, quello che abbiamo è sufficiente, mi rifiuto di andare sul nuovo. Dall'iperinterventista,
un'accusa che qualche volta gli anestesisti hanno. Dobbiamo sfidare qualsiasi possibilità, qualsiasi novità, dobbiamo adire a queste. Per finire cito questo articolo che è appena uscito online su JAMA, un grande giornale americano. Dalla medicina nichilista alla medicina iperinterventista ci potrebbe essere una medicina sensibile. La medicina sensibile potrebbe essere un ottimo compenso tra l'eccesso di no e l'eccesso di sì. Avere comunque e sempre una razionalità, una ragionevolezza, una umanità nel portare, questo è importante. Ho ripreso un attimo le parole bellissime del patriarca, riportare l'umanità al letto del paziente insieme a una solida scientificità. E purtroppo non lo vedete, ma è il giuramento di Ippocrate con cui io termino questa presentazione. In qualsiasi casa io andrò, vi entrerò per il sollievo dei malati e mi asterrò da ogni offesa o danno volontario. Grazie, buongiorno.